Domenica 30 maggio al santuario di Valle Pietra, come da tradizione, si sono svolti i festeggiamenti per la ricorrenza della Santissima Trinità, con un programma di celebrazioni religiose iniziato venerdì 28 maggio. Ad officiare la Santa Messa delle ore 11 presso il santuario di Valle Pietra il vescovo della diocesi Anagni Alatri, Lorenzo Loppa. Nel giorno della solennità dedicata a questo mistero straordinario in cui noi viviamo, esistiamo e siamo, la Santissima Trinità è il grembo da cui proveniamo tutti quanti, la nostra legge, il nostro metodo di vita, ma anche il porto, delle nostre speranze. E noi abbiamo il segno della croce che consacra la Trinità tutta quanta la nostra giornata, ogni nostro gesto, ogni celebrazione della fede, l'Eucaristia. E la Santissima Trinità non è un mistero da capire, ma un mistero da vivere. Oggi la Chiesa non ci invita a fare una arrampicata sugli specchi, a speculare, a pensare, a filosofeggiare. Oggi la Chiesa ci invita soltanto a riscoprire quello di cui noi siamo, quello da cui proveniamo, il mistero che dà vita alla nostra esistenza. Dio è in noi perché siamo figli Suoi e soprattutto Dio è con noi. Ecco, le ultime parole del Vangelo di oggi sono da scolpire nel nostro cuore, no? Gesù dice ai Suoi amici: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, io sono con voi sempre. Presente all'importante giornata per l'intera comunità cristiana anche l'abate emerito di Casamari, padre Ugo Tani. Da tanti anni che vengo al santuario della Santissima Trinità e scopro sempre qualche cosa di nuovo, di bello, non solo nella gente che viene, che canta, che prega, ma nella stessa natura che ci circonda, soprattutto la sera tardi, perché io dormo anche qui al santuario, la sera tardi nel silenzio, veramente sembra di essere a contatto con Dio, contemplando l'universo, il cielo stellato, contemplando la natura così rigogliosa, sentendo il canto degli uccelli, sembra che tutta la natura canti la gloria di Dio, della Santissima Trinità, ed è più bello allora anche per noi, più facile anche per noi pregare, cantare, lodare la Santissima Trinità e tornare alle nostre case rinnovati spiritualmente, desiderosi di essere più buoni, di fare del bene, di volerci bene tra di noi. Evviva la Santissima Trinità! Ad incontrare le compagnie dei fedeli della Santissima, ovvero i sodalizi di fede che arrivano al santuario da decine di paesi del Lazio e regioni limitrofe, il parroco di Valle Pietra e il rettore del santuario Don Alberto Ponzi. Ecco, sicuramente possiamo guardare avanti con fiducia. Le compagnie sono arrivate a gruppetti, ma adesso, togliendo il coprifuoco, sicuramente ricominceranno i tanti pellegrinaggi a piedi dei loro paesi e allora sì, potremo veramente toccare con mano l'importanza del pellegrinaggio, possiamo veramente innalzare il nostro grazie a Dio Trinità e possiamo riprendere il cammino di fraternità che sta tanto a cuore a tutti noi, ai pellegrini, e che purtroppo questa pandemia ha un po' rallentato. La preghiera sicuramente è efficace per le persone che la chiedono, soprattutto con il nostro stare loro vicini, con la preghiera, con l'affetto, ma anche con la vicinanza quando c'è possibile.